Allora, rispetto alle interrogazioni di quando verranno della consigliera Capozzi, quando verranno rimossi gli alberi accatastati sotto il ponte ferroviario di Latisana, così tutti sanno di cosa stiamo parlando, riguardo il primo punto dell'interrogazione, ricordo che il tratto del fiume Tagliamento, oggetto dell'interrogazione, è noto essere, insieme ad altri fiumi, Livenza e Iudrio, nella tratta in cui sono confine della Regione o confine dello Stato, sono demanio dello Stato e in gestione al provveditorato opere pubbliche. Quindi la Regione non ha competenze specifiche per intervenire in quel tratto. Riguardo al secondo punto invece, cito il Regio Decreto 523 del 1904, un po' datato, l'articolo 12 prevede che, ve lo sintetizzo, questi lavori vengono fatti eseguiti a spese esclusive delle amministrazioni a cui spetta la conservazione, quindi non della Regione. Nel caso specifico, la rimozione del materiale consiste in un lavoro di sulle pile e un lavoro di conservazione di una strada ferrata e questo spetta a Rete Ferroviaria Italiana, RFI. Quindi, laddove non si provveda, è l'organo competente a assumere questi atti ordinatori, come detto al punto 1, si configura come una competenza esclusiva del provveditorato opere pubbliche. Rispondendole però alla terza domanda, la richiesta del Comune di Latisana, da quanto riportato nella IRI, segnala la presenza del legname sulle pile del ponte da diversi mesi. Quindi, come ho detto prima, non ricorrono le condizioni di imprevedibilità ed urgenza che giustificano l'adozione di atti straordinari. Per concludere, al quarto punto, stante la situazione di necessità e di chiarezza sull'esercizio delle competenze, ha spinto questa Giunta a riattivare il percorso con il Governo centrale per giungere al completo passaggio di competenza alla Regione, delle tratte appunto oggetto di questa interrogazione e ovviamente anche del corrispettivo per la manutenzione, oltre che la competenza anche le risorse. Prima dei passaggi politici formali in seno anche alla Commissione paritetica sono quindi avviati incontri specifici con funzionari del provveditorato opere pubbliche per comprendere le modalità per realizzare da parte delle Regioni di interventi di supporto e interventi integrativi dell'azione del provveditorato stesso. Inoltre, anche sollecitato dall'interrogazione della consigliera Capozzi, mi impegno a sollecitare nelle vie brevi per il tramite dei rappresentanti in seno alle varie istituzioni di competenza che provvedano per oggi al loro dovere di istituto di togliere quel legname che al momento non è considerato pericoloso, ma in caso di piena fa cumulo e quindi potrebbe diventare una sorta di diga. Grazie, Assessore Capozzi. Rispondo all'assessore che ringrazio appunto per la risposta e che chiedo se gentilmente mi dà la risposta scritta. Mi ha colpito l'ultimo passaggio, ovvero che la presenza appunto di questi tronchi non costituisca un requisito di urgenza, quando invece è legato proprio al rischio di una possibile inondazione appunto da parte di Latisana. Allora ritengo che lì ci sia una situazione appunto come è stata rappresentata anche dal come è stato rappresentato, c'è una situazione appunto grave perché c'è un rischio fattivo per cui Latisana può andare sott'acqua. Tante opere non sono ancora state completate, come ad esempio l'innalzamento del ponte, e adesso si unisce anche quest'ulteriore passaggio, qual è la manutenzione appunto dell'alveo che è interessato appunto dalla presenza di tronchi che potrebbero comunque determinare un innalzamento appunto dello stesso. Quindi ritengo che si continui a brancolare appunto nel buio e non si danno risposte ad un comune seriamente preoccupato. Grazie.